45. Al centro Piave di San Donà, attimi di terrore per la titolare della gioielleria Burato, i carabinieri sulle tracce della banda. Nel pomeriggio a Venezia in centinaia assediano la prefettura per manifestare contro il decreto sicurezza. In campo San Maurizio le associazioni della rete 3 ottobre ed esponenti del PD al grido apriamo i porti e le città. Basta sindaci eroi, sul decreto sicurezza si apre un confronto nel merito tra il ministro dell'interno e le istituzioni dei territori, è l'appello del sindaco Luigi Brugnaro. La Commissione europea è scesa in campo contro l'esenzione delle tasse dei porti italiani e spagnoli, l'agevolazione dovrà cessare a partire dal gennaio del prossimo anno. Un proiettile di artiglieria calibro 149 risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato all'interno dei nuovi cantieri per il recupero delle zone abbandonate di Forte Marghera. Sporcizia, degrado, bivacchi, è questo lo scenario che i residenti di via Sansovino a Mestre si trovano di fronte da anni e chiedono di intervenire. Venezia torna ad essere un set cinematografico, in questi giorni si girerà The New People, la serie diretta da Paolo Sorrentino ed interpretata da Jude Law. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano perché si è conclusa con una sparatoria, la rapina a mano armata ieri sera alla gioielleria Burato all'interno del centro commerciale Piave di San Donà. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Hanno minacciato la commessa e appunto lei sul primo momento è rimasta attonita e sorpresa e poi questo con grande aggressività si è rotto la catena, si è entrato dentro nel banco, ha minacciato proprio di morte la commessa. È accaduto in pochi minuti, attorno alle 20:30, poco prima dell'orario di chiusura del centro commerciale Piave a San Donà. La gioielleria Burato, una collaboratrice, era impegnata in vendita con una cliente quando sono piombati banditi mascherati e armati. Quando è entrato il primo, diciamo, quello che è entrato all'interno del negozio, il secondo la spalla, ha praticamente tenuto in ostaggio un falso cliente che in realtà non era altro che una persona della banda, almeno questo sembra dall'atteggiamento che abbiamo visto. Una messa in scena per rendere ancora più drammatica l'esperienza delle persone presenti in quel momento. Prima di entrare in azione, il palo ha garantito il colpo fulmineo. Il rapinatore, dopo aver intimato alla commessa di aprire i cassetti, ha raccolto i gioielli custoditi nella parte del banco dove vengono esposti i diamanti. Grida e concitazione hanno richiamato la guardia giurata in servizio, contro cui il complice ha esploso un colpo di pistola mancandolo. Il vigilante ha estratto la sua arma, ha sparato a sua volta mentre i due malviventi riuscivano a guadagnare la via della fuga grazie alla complicità di un terzo che li aspettava a bordo di un'auto nel parcheggio del centro commerciale. Per la gioielleria Burato il secondo colpo in meno di un mese, il primo la notte fra il 13 e 14 dicembre scorsi. Un furto aveva privato il negozio della cassaforte, pare si tratti di un modus operandi usato dalla banda in altri colpi fotocopia messi a segno negli ultimi mesi in altre città del Veneto. Un doppio schema rodato da un gruppo criminale esperto, probabilmente dell'est. L'auto usata per fuggire, risultata rubata a Padova, è stata ritrovata stamattina bruciata in un fosso nel Padovano, un modo per cancellare ogni traccia. In via di accertamento l'entità del bottino. Non mi è in questo momento possibile dire esattamente a quanto ammonta, stiamo appunto facendo dei controlli con un ulteriore inventario, il terzo in 20 giorni, e per quantificare sicuramente sarà una cifra significativa. E mentre i carabinieri di Venezia, in collaborazione con quelli di San Donà di Piave, conducono le indagini sull'assalto alla gioielleria Burato, c'è preoccupazione e rabbia tra la gente. Sentiamo. Il sentimento che mi provoca è un sentimento di insicurezza, in primis per me e per la mia famiglia, e di rabbia. Insicurezza e rabbia dopo lo shock per la violenza che ha caratterizzato la rapina di lunedì sera. Lo stato d'animo della gente è turbato. Paura? No, neanche paura, proprio rabbia, anche perché è successa una cosa simile, non con sparatorie eccetera, ma
a San Polo di Piave subito dopo le feste di Natale e anche l'emozione, diciamo, sì, lo stato d'animo dei titolari di questa pasticceria era di rabbia più che di paura. Difficile immaginare cosa si possa provare in quei momenti concitati dove tutto è possibile, l'incolumità della propria vita e di quella altrui sembra a rischio. Al centro commerciale Piave di San Donà si è temuto davvero che la situazione potesse degenerare e se non ci sono stati feriti lo si deve al caso. I carabinieri di Venezia stanno coordinando le indagini. Stamattina sono state recuperate le immagini delle telecamere di sorveglianza interna della gioielleria e da quelle si spera possono essere ritagliati frame determinanti. Nonostante quell'area commerciale sia coperta dai servizi di routine delle forze dell'ordine, la gente ritiene si debba e possa fare di più. Questa mattina c'era una volante che girava e il problema è che è una sola volante per quanti migliaia di metri quadri ci sono di sola zona commerciale da gestire. È un po' poco. Tra la gente c'è la consapevolezza che un presidio totale del territorio è quanto mai complicato, pur se i controlli non mancano e neppure i risultati. Certo, di fronte a episodi come quello accaduto al centro Piave si pretende di più. Ma ce ne saranno sempre di più queste cose qua. Vedendo come vanno le cose in Italia, cioè, non mi meraviglia che la gente comunque faccia fatica a sopravvivere e via di seguito. È chiaro che se i soldi non ci sono da quelle parti devono arrivare. A Venezia, ora dove nel pomeriggio c'è stata una manifestazione con oltre 40 associazioni affiancate dal PD contro il decreto sicurezza del governo. Vediamo. Dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo dire che non lo fanno in nostro nome. Siamo qui perché siamo indignati, come molti cittadini, per la natura di questi decreti, di questi provvedimenti sulla sicurezza. Noi riteniamo che le questioni costituzionali e umanitarie prevalgano su quelli che sono i provvedimenti amministrativi e riteniamo che sia vergognoso e indegno lasciare 49 persone ancora in mezzo al mare. Appuntamento in campo San Maurizio per dire basta e gridare ai sindaci ribelli: continuate così. In rappresentanza di oltre 40 associazioni, qualche centinaio di persone davanti alla sede della prefettura e non a caso, di fronte cioè agli uffici territoriali del governo per dire stop al decreto del governo. Striscioni e bandiere hanno accompagnato gli slogan degli esponenti del PD, dei partiti di sinistra, dei centri sociali veneziani, dei movimenti civici in difesa dei richiedenti asilo e dei sindaci che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro disobbedienza al decreto. Bisogna opporsi, è tempo di disobbedire a un decreto come questo che crea solo sofferenza, barbarie. Non sono dei provvedimenti che servono solo a fare propaganda, a creare difficoltà, a creare irregolarità. Un decreto che cancella dall'anagrafe decine di migliaia di persone. Il no al decreto è contestuale anche al no al fatto che ci sono ancora 49 persone da dicembre che sono in mezzo al mare all'Addiaccio. Apriamo le nostre città e i nostri porti, chiedono i manifestanti, fortemente critici anche con il sindaco veneziano Luigi Brugnaro per le sue posizioni filogovernative. Io chiedo ai sindaci, chiedo al governo, chiedo al sindaco Brugnaro come intende far fronte a questa nuova situazione che si presenterà nelle nostre città, a cascata anche a Venezia, a Mestre, in tutto il territorio della città metropolitana. Penso quindi che forme di protesta, di sensibilizzazione come quella di oggi siano quanto mai opportune. E sul decreto sicurezza è intervenuto oggi anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Basta sindaci eroi, si apra un confronto nel merito tra il ministro dell'interno e le istituzioni dei territori. Questo è l'appello del primo cittadino. Sentiamo. Penso al sindaco eroe che dice io non rispetterò la legge. Se tutti facciamo così allora io non rispetto quello che non voglio io. Se facciamo così no. Il rispetto al Parlamento è dovuto e il rispetto alla democrazia. È fondamentale sta cosa. L'opposizione al decreto sicurezza va fatta eventualmente nel merito, non certo disapplicando la norma, secondo il sindaco veneziano Luigi Brugnaro, che ricorda ai colleghi disobbedienti le regole della democrazia. Se crediamo che il Parlamento esista e serva a legiferare, argomenta, poi quando le leggi vengono fatte vanno applicate. Ricordo che ancora tante direttive e tanti regolamenti non sono ancora stati emessi, per cui emettere sentenze sembra molto
pretestuoso e francamente anche un po' strumentale, insomma, certamente non a risolvere i problemi, ma forse a garantire visibilità o campagna elettorale per qualcuno. È chiaro che sei molto più credibile se difendi l'operato del governo nella sua legittimità, sostiene Brugnaro. Poi, quando verranno emanati i decreti attuativi, si potrà avere un confronto nel merito tra il governo e i rappresentanti dei territori. Credo che sia più produttivo sperimentare le cose, analizzarle in maniera riservata e secondo me seria, e poi eventualmente discutere col Ministero dell'Interno quali sono eventuali suggerimenti che si possono dare nell'applicazione della legge. Sono in lento miglioramento le condizioni di una studentessa 19enne colpita da meningite. La giovane iscritta all'Università di Padova aveva trascorso il Capodanno a Venezia ed è subito scattata la profilassi. Sentiamo. È fuori pericolo la 19enne ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Antonio di Padova per meningite da meningococco. La 19enne, originaria del Comasco e iscritta all'Università di Padova, aveva manifestato i primi sintomi della malattia il 6 gennaio. Ha raccontato di aver trascorso la notte di Capodanno a casa di amici a Venezia e di aver frequentato 2 aule studio universitarie dal 2 al 4 gennaio e la biblioteca del Centro Culturale San Gaetano il 4 e il 5 gennaio. I medici dell'ULSS 6 Euganei hanno già rintracciato e sottoposto a profilassi i coinquilini della ragazza, i suoi amici, i ragazzi che avevano frequentato la festa di Capodanno a Venezia e gli operatori dell'ambulanza e del pronto soccorso. In tutto si tratta di una ventina di persone. La Commissione europea è scesa in campo oggi contro l'esenzione dalle tasse dei porti italiani e spagnoli. Agevolazione al limite dell'aiuto di Stato, secondo l'Unione Europea, dovrà cessare a partire dal gennaio del prossimo anno. Sentiamo. Stop all'esenzione dalle tasse per i porti italiani. La Commissione europea scende in campo in modo perentorio. I benefici fiscali agli scali italiani, così come quelli spagnoli, sono aiuti di Stato. Ed ecco l'invito netto e deciso del commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, ad adeguare le leggi nazionali in modo che dal 1 gennaio 2020 le autorità portuali paghino le imposte sulle società come tutte le altre aziende che realizzano profitti. In sostanza significa che dovremo applicare l'IVA su canoni e concessioni perché ci considerano a tutti gli effetti imprese, spiega il presidente di Assoporti Zeno D'Agostino, impegnato a Roma proprio per una serie di trattative in materia. Authority come quelle di Trieste e Venezia, insomma, dovranno adeguarsi, e se è vero che le imprese scaricano l'IVA, non è chiaro se potrebbero esserci degli ulteriori rincari per far quadrare i conti. Dietro la decisione della Commissione europea, che fa seguito a direttive analoghe che hanno già imposto a Francia, Belgio e Olanda di far cessare le esenzioni, si cela la possibilità che le società di gestione dei porti diventino in futuro delle SPA. In questo senso le prospettive sono quanto mai dubbie, perché se da una parte esperienze come quella di Ferrovie dello Stato potrebbero far ben sperare, il passaggio a società per azioni in altri campi, vedi l'ANAS, non promette altrettanto bene per il futuro dei porti italiani. E resta caldo ed attuale il tema dell'inquinamento causato dalla sosta delle grandi navi a Venezia. Michele Boato rilancia la necessità di praticare la soluzione già sperimentata in altre realtà portuali, che è quella dell'alimentazione a elettricità, economicamente impegnativa ma risolutiva e volta a garantire una migliore qualità dell'aria nella città lagunare. Sentiamo. Bisogna fare un intervento che è costoso, ma che è quello di alimentare le navi ferme con l'elettricità. La laguna di Venezia soffre per l'inquinamento causato dalle grandi navi, specialmente quelle che sostano per giorni nelle aree di attracco portuale. La soluzione ci sarebbe, o meglio c'è già, dice Michele Boato, che invita a guardare ad altre realtà che già la stanno praticando. È il tema centrale, per esempio, a Genova. A Genova gli abitanti dei quartieri che stanno vicino alle navi ferme nel porto stanno facendo da 2 o 3 anni una serie di iniziative, stanno convincendo, lo hanno già convinto il porto, a organizzare questa alimentazione, che è grossa, perché una nave ferma ha bisogno di una quantità enorme di energia, perché ci sono le cucine, perché ci sono le pulizie, perché c'è il riscaldamento, insomma c'è l'illuminazione, però è necessario. E a Venezia serve una svolta, perché non si può morire di inquinamento. Il quartiere di Santa Marta, i Sestiere, insomma, che Dorso Duro, Santa Croce,
sta lì sottovento da questa quantità enorme di fumi che escono. Tra l'altro, merito anche della Capitaneria di Porto, più di una volta sono state beccate delle navi che non bruciavano neanche i combustibili a basso tenore di zolfo. Pronta la replica dell'amministrazione comunale che non sta a guardare. Questa amministrazione ha fatto un accordo con i grandi vettori del crocierismo in cui oggettivamente chi arriva a Venezia, i grandi vettori tipo le grandi compagnie, non voglio stare qui a fare la pubblicità, però applicano già il fuel a zero emissione. È un'idea molto interessante quella promossa da Michele Boato, dice Boraso, che quantifica l'entità dell'investimento necessario a perseguirla. Sono alcune decine di milioni di investimento. Voi pensate alle potenze che queste navi quando attraccano esprimono con 3 o 4 mila persone a bordo e farle funzionare totalmente elettrico vuol dire avere una potenza in zona portuale di Venezia non indifferente, però ovviamente la sensibilità è assolutamente importante e questa può essere un'iniziativa. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ora parliamo della sorpresa questa mattina durante i lavori per il recupero degli edifici abbandonati di Forte Marghera. Sentite che cosa è successo. Un proiettile di artiglieria calibro 149 risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato all'interno dei nuovi cantieri per il recupero delle zone abbandonate di Forte Marghera. A imbattersi nell'ordigno il personale della ditta padovana specializzata in bonifiche belliche che stava effettuando le ispezioni per conto di Insula. Immediato l'intervento degli artificieri della questura di Venezia che si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza la zona e hanno poi rimosso con ogni cautela il manufatto che verrà fatto brillare in un ambiente sicuro. Non è il solo residuato bellico presente sotto il terreno dell'antico forte napoleonico, teatro di alcuni sanguinosi scontri tra veneziani e austriaci all'epoca della Repubblica di San Marco di Daniele Manin. Abbiamo trovato molte schegge nel corso del lavoro delle vecchie palle di cannone dell'epoca napoleonica, quindi potrebbero esserci ancora altri residuati, insomma. Manufatti carichi di fascino dal punto di vista storico e certo non pericolosi come quello rinvenuto in mattinata. Grazie alla professionalità e alla velocità degli artificieri, commenta Stefano Mondini, presidente della fondazione che è in gestione il forte, l'incidente non ha ritardato se non di qualche ora il procedere dei lavori, che vedranno gli edifici non ancora agibili restaurati e collegati alla rete idrica, elettrica e fognaria. Questa è una prima fase del cantiere ed è appunto la fase di bonifica bellica, propedeutica poi al cantiere che aprirà a brevissimo, grazie a uno stanziamento dell'amministrazione comunale e che vedrà tutto il forte impegnato in un'opera di urbanizzazione primaria. Lavoro che probabilmente stiamo cercando di programmare in modo da non andare a cozzare con le attività del forte per poterlo mantenere sempre aperto, ma che comunque si protrarrà per tutto il prossimo anno. Per la nostra rubrica Lo dico ad antenna, dedicata a voi telespettatori, andiamo ora a Mestre, dove un residente ci ha segnalato una situazione di degrado e di incuria che va avanti da anni. Vediamo. Qui in via Sansovino a Mestre la situazione di degrado che vedete alle mie spalle regna sovrana ormai da anni. I residenti sono stanchi e chiedono di intervenire. Sporcizia, stracci, vestiti, incuria generale. È questo lo scenario che gli abitanti della zona angolo viale San Marco sono costretti a vivere da anni. Andiamo avanti dal 2010. Questa è una ditta che è fallita, che voleva fare degli appartamenti di lusso. Da quel momento si sono tentate varie, il comune ha tentato di vendere questi appartamenti, varie aste, e ancora adesso non è stato venduto. Nel frattempo qua varie volte sono stati sfondati questi guardrail qua e la gente, ci sono persone che vanno anche dentro a dormire naturalmente, no? Perché fuori al freddo un po' si sta male. Io chiedo che venga ripristinata la recinzione, chiedo che venga fatto un po' di ordine dentro, che vengano tolti il materiale inquinante che è sul terreno
e chiedo che venga fatta un'indagine su chi ha fatto i lavori su quella casa, su quell'edificio storico. Questo però non è l'unico problema della zona, basta fare qualche metro in più proprio in Viale San Marco e il degrado continua. Anche la situazione qui nel Parco d'Aglio non è certo tra le migliori, perché? Perché intanto vorrei far notare come i bambini giocano in questo degrado. Vedete che qua ci dovrebbe essere un pavimento fatto apposta e ormai è distrutto da diversi anni. E qua la sera poi non è che ci siano solo i bambini, la sera vengono anche altre persone che più volte anche ho cercato di mandar via. La cosa che mi preoccupa ancora di più è praticamente la zona adiacente a questo parco, perché è una zona altamente inquinata, una zona che è un terreno che dovrebbe essere chiuso al pubblico e invece rimane aperta, però c'è scritto un cartello dove si dice che non si può calpestare. Allora io chiedo quali sono le priorità. Secondo me la priorità è la salute dei cittadini. Chiedo alla Regione che finanzi maggiormente questo, perché qua siamo la terra dei fuochi del nord. Nei prossimi giorni Venezia tornerà ad essere set cinematografico. È arrivato Jude Law, che sarà protagonista di The New Pope, serie diretta da Paolo Sorrentino. Nel set c'è anche John Malkovich e, secondo alcune indiscrezioni, anche Sharon Stone. Per permettere lo svolgimento delle riprese, il Comune ha emanato un'ordinanza che autorizza l'occupazione di aree pubbliche con attrezzature tecniche e scenografiche e modifica la viabilità nei canali e nelle aree pedonali. I lavori per le riprese si svolgeranno per lo più tra il 9 ed il 26 gennaio. Tra le location principali c'è Campo Santi Giovanni e Paolo, con tutta l'area dell'ospedale. Nei canali viene sospeso l'utilizzo di alcuni spazi acquei e rive, oltre che a intermittenza al passaggio delle barche. Sospensioni anche a Fondamenta 9, Ponte Donà, e solo per il 15 gennaio, la notte successiva, in piazza San Marco e Campiello Querini. Venerdì 11 gennaio invece, in orario compreso tra le 10 e le 16, è previsto in Canal Grande il transito di un corteo acqueo costituito da imbarcazioni di scena e mezzi della produzione da Punta della Dogana alla Cadoro, compreso il passaggio sotto il ponte di Rialto. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10. Questa sera si parlerà di emergenza smog. In studio con Ferdinando Avarino ci sarà l'assessore all'ambiente del comune di Treviso, Alessandro Manera. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Tempo sempre stabile sul Triveneto. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Tuttavia al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra i -2 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 7 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, cielo nuvoloso con velature a tratti che potranno essere consistenti, nebbie di notte e al mattino su pianura e costa. Temperature minime tra i 0 e i 2 gradi, massime comprese tra i 4 e 7 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, tempo instabile però sui confini alpini. Temperature minime oscillanti tra i 0 gradi, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.